viaggo senza te. Te ne vai da qui con gli occhi lucidi e piano si colorano di bianche nuvole. Ah, sì, ti penserò così, ti dico ciao, ma so che è un addio, c'è molto di te e sento ancora mio. Se c'è un paradiso, adesso sei lì, nel cielo di raso, avvolto così. Non volevo fare un eroe, io sono fatto così, io affronto problemi come li sempre affronto nella vita, nel calcio, nel tutto. Non mi piace scappare, mi piace affrontare, se c'è un problema lo affronto. È vero che, sai, quando ti arriva una notizia del genere pensi uno come me, forte, non si può mai ammalare, poi magari succede quello che è successo a me e prendi una bella botta, perciò comunque 2 o 3 giorni sono passati male, non stavo bene, però stavo da solo e facevo di tutto di più. Poi dopo, una volta tirato fuori tutta la negatività, ho ripreso e ho cominciato a fare quello che devo fare, e l'ho fatto perché è il mio unico modo per poter affrontare le cose, petto in fuori e andare avanti, guardare negli occhi, e quello che ho fatto io ho fatto, ma perché guardando allenamenti, andando allo stadio e tutto, dopo mi faceva sentire vivo. Te ne vai, lo fai lasciandoci in quell'ultimo battito che da lì diventò dall'ultimo metro. Ti dico ciao e non è un addio, la memoria di te sovrasta il vocio, lascia il ricordo dei consigli tuoi che adesso rimpiango, che adesso vorrei. Pianterò davanti a casa mia un albero per te. Ti dico ciao, salutami Dio e digli che tu sei l'amico mio. Siete bravissimi, bravissimi.